Grazie a tutti di essere qui, grazie alle autorità presenti, al pubblico tutto, soprattutto ai giovani che sono i detentori della memoria, coloro i quali dovranno trasformarla in insegnamento per il presente e per il futuro. Ho utilizzato queste frasi, ho utilizzato queste parole all'inizio della presentazione di questo concerto non a caso, perché l'evento musicale di questa sera si inserisce all'interno di una pagina più ampia dedicata alla memoria e alla legalità. Oggi c'è stato un momento davvero importante alla Valle dei Templi della bellissima Agrigento, ma ne parliamo con uno dei fautori di questa iniziativa e vorrei subito quindi invitare sul palco con me il questore di Agrigento che voglio subito invitare. Buonasera questore. Già questa mattina ci siamo incontrati perché c'è stato un breve concerto dedicato alla cittadinanza di Agrigento e ci ritroviamo in questo teatro bellissimo. Buonasera a tutti, ben ritrovati, in particolare per gli studenti, e da questo prestigioso palcoscenico rivolgo un saluto al sindaco, all'assessore regionale La Galla, ai colleghi presenti in sala, al mio, mio vecchio questore, mio amato capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Gabrielli, che è presente in mezzo a noi, e al prefetto di Agrigento, nonché a tutti quanti voi. Il mio è un intervento brevissimo, non voglio togliere spazio alla banda Polizia di Stato che ha celebrato l'anno scorso 90 anni della sua storia. Noi siamo qui e stasera è il risultato di un lavoro di tante anime, di tante donne e di tanti uomini della Polizia di Stato, ma in questo ringrazio il Comune di Agrigento, la Regione Siciliana, in particolare l'Ente Parco della Valle dei Templi, il Libero Consorzio regionale di Agrigento, la Prefettura, la Questura di Palermo, i colleghi, un po' tutti, che hanno lavorato con passione e generosità a questo evento. Noi abbiamo voluto fare soltanto lasciare un segno ai ragazzi, ai giovani e dire, prendiamo esempio da chi prima di noi, e io normalmente cerco di ispirare la mia vita a chi l'ha sacrificata, a giovani mariti, giovani padri che negli anni della storia di questo paese hanno lasciato il loro sangue sulle nostre strade. Quindi in particolare è chiaro, mi rivolgo ad Antonio, a Rocco, a Vito, ad Emanuela, a Claudio, a Eddi, ad Agostino, non vorrei dimenticare nessuno, è chiaro anche a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino e a Francesca Morvillo. In questo momento quindi è un momento di celebrazione, sono ben contento che la banda della Polizia di Stato si possa esibire in questo teatro e possa regalare un momento di musica e anche di gioia alla città di Agrigento, e di questo grazie davvero a tutti. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie a lei questore, grazie per questo momento iniziale. Buonasera. E questa sera vorremmo riproporre alcuni passaggi essenziali perché anche un evento culturale, un evento piacevole, musicale come quello del concerto della banda musicale della Polizia di Stato deve avere un punto fisso, quello del nostro filo conduttore, la memoria. Buonasera. Salve a tutti, ha detto bene, un filo conduttore è quello della memoria. Oggi vedo un sacco di giovani, avete l'opportunità di ascoltare la banda della Polizia di Stato, che non è solo un'eccellenza della Polizia di Stato, ma è un'eccellenza del nostro paese, il paese Italia. C'è un grande privilegio per voi. Allo stesso tempo oggi è stato per noi Montinaro, per noi familiari di un collega, per noi comunque che facciamo parte, a nostro dire, della Quarto Samona 15, essere associati alla Valle dei Templi, per non parlare del Giardino dei Giusti nel mondo. Che meraviglia, non ci sono parole per ringraziare il questore di Agrigento, il dottor Auriemma, non ci sono parole per ringraziare il prefetto Gabrielli. Ora però vorrei giusto dire due parole a voi ragazzi. Voi, è scontato quello che sto per dire, siete il futuro di questo paese. Vi do solo due consigli: di fare i conti con voi stessi, perché io sono dell'idea che solo quando ci si può guardare allo specchio in maniera serena e tranquilla si possono guardare in faccia tutti gli altri senza mai distogliere lo sguardo. E poi siate critici non solo nei confronti delle istituzioni, se è il caso, di ciò che avete attorno, ma soprattutto delle vostre famiglie, perché permettetemelo,
tra i compiti più difficili che ho avuto nella mia breve vita c'è stato quello di ammettere che sicuramente non ho il coraggio di mio padre. E allora fatevi la stessa domanda e mi auguro che voi possiate dire il contrario e dire sì, io ho più coraggio di mio padre, io cambierò questo paese perché c'è ancora tantissimo da fare, anche se oggi avete fatto tantissimo per noi. Grazie mille, non vi ricordo. Grazie a Giovanni Montinaro, le sue parole rivolte ai giovani. Credo che dopo le parole di Giovanni ci sia poco da aggiungere. Peraltro Giovanni è un ragazzo siciliano, seppur palermitano, quindi nel senso che i campanili a volte nel nostro paese hanno un significato. E quindi un ragazzo molto poco più anziano di voi, che da 27 anni non ha un padre, ha una straordinaria grande madre, ma non ha più un padre. E credo che le cose che lui vi ha detto valgano molto più di tanti discorsi, di tante predicozzi, di tante altre cose che magari noi adulti, che non abbiamo avuto e non abbiamo patito le sue sofferenze, vi possono dire. Le parole di Giovanni pesano e mi auguro che con il giusto peso vi accompagnino, però stasera abbiamo lo straordinario privilegio di ascoltare dei professionisti, degli uomini e delle donne che vestono la nostra divisa, che appartengono alla nostra amministrazione e che attraverso la musica, nel modo straordinario come loro la sanno interpretare, veicolano quei valori di legalità, di giustizia, di rispetto delle regole, che poi sono l'impegno, lo sforzo che ogni giorno le donne e gli uomini della Polizia di Stato, come delle altre forze di polizia, come di tutti coloro i quali nel nostro Paese vestono una divisa nell'interesse e per la sicurezza e la serenità delle nostre comunità. Buon ascolto a tutti. Grazie. Ascoltiamo la banda musicale della Polizia di Stato in Expedizione di Oscar Navarro, banda diretta ovviamente dal maestro Maurizio Billi.
Je t'aime, c'est
Mario Ciaccio.
se lo sapete, ma tutti i concerti della banda musicale della Polizia di Stato si concludono con il canto che è veramente il canto di tutti, il canto degli italiani, il nostro inno. Ma questa sera qui all'Agrigento vogliamo darne una versione un po' differente. Sarà l'inno svelato, praticamente racconteremo quello che c'è dietro la musica, soprattutto le parole dell'inno nazionale italiano. Vi prego quindi, per la prima parte che cercherò insomma di guidare insieme ovviamente al maestro Maurizio Billi e ai musicisti della banda musicale, vi pregherei di non alzarvi, poi lo canteremo per intero ovviamente tutti insieme in piedi, giusto maestro? Perché stavo dicendo il canto che è veramente di tutto, il canto degli italiani. Tante volte si è parlato del nostro inno, ovviamente noi amiamo il nostro inno, ci siamo particolarmente affezionati, ma si è fatto tanto dire nel corso del tempo sulla qualità musicale dell'inno stesso, a volte anche in senso un po' dispregiativo. In realtà il nostro inno però, a ben vedere, è uno dei più interessanti a livello internazionale. Quello che succede è che spesso, troppo spesso, quasi sempre, viene eseguito male, cioè non viene eseguito così come era stato scritto musicalmente da Michele Novaro, che ha curato la musica di questo canto, del canto degli italiani. Bisogna fare un po' di premesse per entrare nel vivo di questa storia che vi assicuro è molto affascinante. Innanzitutto bisogna dire che Michele Novaro e Goffredo Mameli, che invece ha scritto il testo, non hanno lavorato insieme. Il giovanissimo Goffredo Mameli, patriotta, poeta, aveva scritto un testo molto, molto bello, molto rappresentativo, che ben conosciamo, e solo successivamente Michele Novaro aveva composto la musica.
dobbiamo anche pensare a altre due cose. La nostra musica durante il Risorgimento era totalmente innestata nell'opera appunto a teatro, e quindi ne risentiva fortemente dell'influenza, e lo stesso Michele Novaro era un autore per il teatro. Quindi che cosa è successo? Appena avuto tra le mani questo testo così evocativo, Michele Novaro non ha potuto fare altro che immaginarselo come una scena di teatro, giusto maestro? Come una scena d'opera. E quindi che cosa succede? Lui prende il testo, compone in modo molto ispirato la musica, e poi, come si legge attraverso alcuni libri dell'epoca, arriva nell'attuale via Garibaldi di Torino, chiama un po' di persone e dice: venite con me, venite nel mio studio musicale, vi voglio far ascoltare la musica che ho scritto per la poesia di Goffredo. Lui era molto entusiasta, perché? Perché aveva avuto un'ispirazione folgorante, si era immaginato una scena, che è quello che faremo insieme. Così appunto scopriremo che cos'è l'inno svelato. Inizia proprio così, con questo segnale di allarme, quasi di allerta. Che cosa ci fanno 24 milioni di persone tutte riunite nella stessa pianura? Si cerca di attirare l'attenzione e ci si chiede, insomma, con questo sguardo un po' furtivo, che cosa stia accadendo. Succede che però all'improvviso qualcuno tra la folla scorge un trono con sopra una figura particolarmente imponente, che all'improvviso si alza, sembra voglia dire qualcosa, e poi, come dice Novaro, io me la sono immaginata che apriva le braccia, e con questa apertura delle braccia sembrava abbracciare tutta la moltitudine borbottante, che non riusciva a capire che cosa stesse accadendo. E musicalmente come ha tradotto questa aspettativa? Annotando sulla partitura. Annotando sulla partitura vibrato. Grazie maestro, grazie mille, grazie a voi. Forse sono io che mi sto dilungando, ma perché questa storia è veramente appassionante. C'è il vibrato, e poi ci sono queste due battute che avete ascoltato, che vogliono molto spesso, a volte quando si esegue l'inno, se ne fa solo una ed è sbagliato, perché la doppia battuta va ad amplificare questo senso di attesa. Che cosa succede e che cosa sta dicendo questa figura? Chi è? Che cosa ci vuole raccontare? Ebbene, questa figura non è che deve dire una cosa da poco, deve convincere 24 milioni di italiani, che non si sentono forse ancora tali, a prendere le armi e a reagire contro l'Austria e a fare qualcosa di epico. Quindi si tratta di un messaggio forte, e di conseguenza lo traduce dal punto di vista musicale in partitura annotando forte, con molta energia. Un canto maestoso, potente. Traduciamo che in realtà vuole dire tutt'altra cosa, ha un senso importantissimo. Questa parte che noi traduciamo così, vabbè, chi non l'ha fatto, dobbiamo dire la verità, ma è una parte veramente fondamentale. Perché? Perché Michele Novaro, attraverso la musica, vuole in questa piccola sezione spiegare quale possa essere la reazione di queste persone che hanno sentito quelle parole, a Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, questo invito all'orgoglio, a reagire, e vuole con la musica far capire l'effetto di un pugno nello stomaco, perché questo messaggio così forte, così potente ha destato le coscienze. Quindi come può rendere musicalmente il pugno nello stomaco e questo impatto? Con delle note ribattute.
avete visto insomma quante cose ci sono dietro l'inno che molto spesso cantiamo senza ben conoscerlo. Il messaggio è arrivato forte, il messaggio è arrivato nel petto, abbiamo detto, è stato veramente convincente. Ma poi nella partitura, andando a scoprire appunto la composizione musicale, c'è una cosa che poco spesso si esegue ed è per questo che molto probabilmente quest'inno perde il suo fascino. Perché se prima c'era scritto forte, con molta energia, quando adesso si vanno a ripetere le stesse parole, c'è scritto tutt'altro, c'è scritto pianissimo e molto concitato. Che cosa succede? Noi riascolteremo le parole che abbiamo sentito inizialmente, ma le ascolteremo con un tono, diremo, e quindi musicalmente, molto diverso. Perché se questa figura fiera ed imponente aveva detto Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, in questo momento la voce ha chiamato e il popolo risponde. Questa è un'altra voce, questa parte è la voce del popolo. Il popolo che ha sentito queste cose si è sentito colpito, però ha ancora paura, dice, ma l'Italia si desta. Mentre prima era l'Italia si desta, l'Italia si desta. È un borbottio, è un po' incerto, è possibile, ce la possiamo fare, saremo pronti. Ed è per questo che l'intensità, potremmo dirla semplificando, è molto diversa. Maestro. Sentiamo più convinta perché schiava di Roma e Dio la creò, insomma il popolo di questo è consapevole, sta dicendo una verità. Sul resto invece c'era una grandissima incredulità ma soprattutto paura nel rispondere a questo richiamo con le stesse parole ma con un tono quasi interrogativo, appunto come dicevo, l'Italia si desta, ce la faremo. E poi che cosa succede? All'improvviso il miracolo, perché a quel punto il popolo si rende conto di essere pronto, il popolo è pronto a liberarsi, il popolo è pronto a dire appunto l'Italia si è desta, si è risvegliata. E musicalmente Novaro, che non ha lasciato niente al caso, scrive in partitura crescendo e accelerando fino alla fine. E pensate, aggiunge un sì. Avete presente quando si canta l'inno e c'è quel sì finale? Quello non era nel testo di Goffredo Mameli, lui non l'aveva scritto, l'ha aggiunto Michele Novaro perché voleva il culmine assoluto del raggiungimento attraverso lo stupore, prima la paura, poi l'incertezza, la convinzione sempre crescente. A quel punto il popolo che risponde, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì. Ed ecco il miracolo avvenuto dell'inno svelato. Il sì che è il suggello di un giuramento. Il popolo è pronto. Grazie maestro. Grazie a voi. Spero che questa storia dell'inno svelato vi abbia appassionato e vi abbia fatto amare il nostro inno ancora di più, scoprendolo proprio nella sua costruzione così attenta dal punto di vista musicale. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutti voi, ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa serata e il pubblico che l'ha resa così calda e speciale, la splendida città di Agrigento che speriamo di rivedere presto, perché con l'inno si chiude il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato e con l'inno senza tante chiacchiere cantato dai due solisti Federica Barucani, Aldo Caputo. Grazie mille. Anche noi.